tempo di derby veneto tra Mestre Fenice e Petrarca Padova, ottava di andata Serie 2 Elite, tutto pronto. Partirà per primo il Petrarca Padova con il numero 5 Mascabrunio, 2007. Credo che anche in questo viene probabilmente fallosa, attenzione, parte Cullani e Feverati che chiude, era andato in mezzo come il burro Cullani. abbiamo un attimino capito. Attenzione, c'è la rete, Rafinha, il pallone di Barbieri dopo 4 minuti e 07, vantaggio del Petrarca. Barbieri per Rafinha che era solo, Diodoardo non poteva fare nulla. Situazione da calcio d'angolo, probabilmente non era perfettamente preparata, che vada fuori, ma l'importante è non dover perdere la palla. Uenu che prova a girarsi, Feverati copre il suo palo. Intervento del numero 11 Rafinha, Molaro, grande, mamma mia, ci aveva già provato attenzione, il pallone adesso per Barbieri e poi non è riuscito Parrell, che stia difendendo abbastanza bene contro una squadra che qualità ne ha. Qui il buco di Bui, non ancora preparata, facendo un cambio di marcatura. Anche qui Bemlarabet calcia molto bene. Adesso c'è la rimessa con Vailati per Gagliani, ancora Feverati, attenzione Crescenzo e la deviazione, doppia deviazione davanti, Vailati, Cullani, Feverati, attenzione il contropiede, Barbieri se l'ha allungata Diodoardo. Attenzione Ruzze nel break, bravo Ruzze, interviene un 3 contro 2, attenzione Ruzze, 1-1, ha preso palla ed è andato fino in fondo, 13:54, Cristian Ruzzene, 1-1. Ruzzene ha calciato molto bene, è stato niente da fare per Feverati. Molaro, Barbieri, attenzione, e c'è la rete, ma in questo momento questa è una giocata, una bella giocata, ma Parrell mi sembrava leggermente da solo. Sì, anche quella l'hanno lasciato un attimino quando il giocatore del Mestre Fenice è andato a chiudere, ha fatto un giochino di suola, ha spostato la palla e l'ha messa dentro con grande freddezza. 47 e 37 secondi, Cullani che prende la rincorsa, la bomba! Ma cosa ha preso Feverati? Si è partiti nel frattempo 2-1, non c'è stato nessun tocco, ma a me sembrava abbastanza evidente! E darà bomba mentre tutti protestavano, forse si sono distratti, ma il missile terraria di Mazzon. Purtroppo bisogna mantenere sempre alta l'attenzione. No, attenzione, schema, Mazzon, Uenu e la palla che passa sotto le gambe bella Rabet, 17-13 a giocare, 3-2 la ribalta il Mestre Fenice con Uenu, 3-2, la profondità per Lucacel, Moscoso, Collani che allarga per Bebettini e la conclusione Feverati, le ginocchia ben piegate, le gambe flesse, attenzione, Molaro che forse ha cercato un pallonetto cercando un compagno, attenzione, bravo Diodoardo su Giampaolo, vediamo la rincorsa di Molaro, la bomba e c'è Diodoardo, poi ancora Parrell e poi il tiro che Moscoso per Mazzon tra poco non mette, parte, attenzione fino alla fine, ma poi è centrale anche questa occasione dalla parte opposta, Giampaolo, Diodoardo, Parrell, Molaro, Bemlarabet, e questo è proprio un bel quinto di movimento. L'hanno fatto bene con pazienza, sappiamo che il quinto di movimento deve essere lavorato con tanta pazienza, come dicevo prima è importante la lettura delle situazioni, non si può giocare a testa bassa, bisogna capire i movimenti degli avversari, la linea di ancora deve essere battuto il fallo laterale in maniera da permettere a Feverati di entrare in porta, recupera la palla, e poi c'è Bemlarabet, 55 secondi, riesce a girarsi, 0-5. Però hanno fatto di tutto, hanno recuperato una palla, ci hanno creduto, probabilmente sono stati un po' lenti i due difensori del Mestre Fenice a giocare palla tra di loro. Ha scaricato il destro e adesso veramente c'è un 2 contro 0 con Diodoardo che era riuscito a entrare in porta ed è riuscito a salvare, 4 secondi alla fine, Parrell e finisce qui, quindi finisce
con un gol praticamente regalato in questo caso, lo possiamo dire, una partita equilibrata, una bella partita